Don Mario, stavamo all'oratorio a giocare a pallone, lui voleva per forza giocare a pallone, se mette squadra contro di me, già direi che queste squadre sono sbilanciate, no? C'hai 30 anni, noi 12, ma vabbè. Stavamo chiaramente perdendo e io stavo in porta perché c'ho sempre avuto l'atletismo di Pistorius senza le protesi. Comunque lui arriva davanti a me, sta per fare il gol vittoria, mi tira sta bordata rasoterra, io non so come mi butto, ma allungo la paro, mi rialzo un piede, esulto come una merda, come il calcio vuole, come con tutti che mi saltano sopra, dai, che non capivo se stavamo a esultare perché l'avevo parata o perché mi ero rialzato da per terra. Fatto sta che arriva il prete che interrompe la festa e fa no, Sandro, no, l'hai parata dentro, è gol. A quel punto è il panico. Perché per la prima volta in assoluto ero in disaccordo con un prete durante una competizione sportiva. E il gol che fa la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Cioè a 12 anni per molto meno se finisce a mano in faccia, tu madre è una mignotta, t'ammazzo zio cane. E lo sapevamo tutti che non avrei detto zio. Ma stavolta dall'altra parte c'era un prete, rappresentante della parola del Signore, che mentendo spudoratamente mi diceva no Sandro, perché dici così? Cosa penserebbe Gesù? E che sta rosicà, che penserebbe Gesù? T'ho parato a starci, sta rosicà. Guarda che Gesù è sveglio, le ciocca ste cose, non è che è arrivato Don Mario che vuole pigliare per culo Gesù. Comunque, ho provato a controbattere, per evitare da problemi ho preso e sono scappato, arrabbiatissimo. Quando sono tornato all'oratorio, dopo qualche ora, incontro Don Mario, che come se niente fosse mi fa «Voglio proprio vedere se ne parlerai al Signore». Tu sai, vabbè, super pentito, un bambino, sto già qua, ho detto vabbè, ne parlerò al Signore. Entro in chiesa, vado in confessionale, entro nel confessionale e c'era Don Mario, sempre lui! Cioè non voleva vincere, voleva stravincere, capito sta merda? Ma poi come c'era arrivato già dentro al confessionale? Che in parrocchia c'era il sistema dei carrucole, botole, passaggi segreti, lo so, aveva rubato i superpoteri a Padre Pio, come cazzo l'ha fatto? Vabbè, comunque. Io mi siedo, lui mi fissa e mi fa «Parlami dei tuoi peccati». Vabbè, mi sembra un po' una presa per culo, però vabbè. E che te devo dire? Ha detto troppe parolacce. Sì, poi? Spesso tratto male i miei genitori. Sì, va bene, poi gli fregava il cazzo, capito? Gli fregava il cazzo, potevo dire che no. Mi ha piccato a testa in giù su Orbenito. Gli fregava il cazzo, sì, va bene, poi? Sì, va bene, poi... Ho mancato di rispetto al prossimo, gli ho detto così per rimanere sul vago, no? Non gli volevo dare soddisfazione. Però poi lui non mi mollava, continuava a fissarmi, io volevo andare a casa. E quindi gli ho detto, chiedo scusa Don Mario, ha ragione, era gol. Quindi, da che ero sincero e senza peccato, sono stato costretto a mentire durante una confessione. Falsa testimonianza. Sono andato via da là più incazzato di prima. Ho tirato giù santi, madonne, Dio invano. Sono tornato a casa nervosissimo. Ho ridisonorato mia madre e mio padre. E per non farmi mancare niente ho dato pure una pizza in faccia a mia sorella più piccola. E non contento, prima di andare a dormire mi sono fatto una pippa rabbiosa su un video strano con prete che mi avevano mandato sul cellulare. Quindi atti impuri, 4 peccati su 10, quasi il 50% dei comandamenti. E solo perché lui voleva far gol. Ma non porto rancore. Diciamo solo che mi stava sul cazzo, ecco, Don Mario mi stava sul cazzo, ma l'avrete capito? Perché non mi insegnava a essere più cristiano, capito? Cioè, per lui i 10 comandamenti erano più che altro i 10 buoni consigli, capito? Come quando a me mi dicono, oh, ma sai, dovresti mangiare meglio, andare in palestra. Io dico, sì, non è che poi mi scrivo in palestra, no? Uguale lui, e così, facciamo come cazzo mi pare, è un libero pensatore, vabbè.